indagato per violenza sessuale, ma il suo avvocato non solo lo difende ma presenta esposto in procura. Inchiesto Robianco e riesame scarcera uno dei 13 arrestati con l'accusa di associazione mafiosa. Prescrizione per gli imputati coinvolti nell'inchiesta sulla presunta truffa sui parcheggi alla Valle dei Templi. Nell'era Draghi la Giunta può tornare a riscrivere la lista dei desideri e rilanciare i progetti bocciati nella prima bozza. Vaccini e farmacisti, quasi pronto il centro Covid a Ribera, il tasso di positività è al 3,5%, in lieve discesa. La celebrazione si svolgerà domenica 9 maggio 2021, anniversario della visita di San Giovanni Paolo II nella città dei Templi, nella Basilica Cattedrale di Agrigento. Bentrovati gentili telespettatori al nostro appuntamento con l'informazione. I carabinieri hanno arrestato un operatore sanitario specializzato in fisioterapia perché durante le sessioni di riabilitazione avrebbe violentato pazienti con disabilità fisiche e psichiche. La difesa presenta un esposto in procura. Il nostro direttore Arturo Cantella. Dopo la conferenza stampa di ieri da parte della Procura presso il Comando dei Carabinieri di Agrigento sull'indagine all'operatore sanitario, arriva oggi un esposto al Procuratore della Repubblica. A farlo è lo studio legale Scozzari Associati, che già nella giornata di ieri aveva con un suo scritto anticipato il malcontento. L'avvocato Giuseppe Scozzari afferma come, con riferimento alla vicenda che nelle ultime ore è stato oggetto della conferenza stampa della Procura della Repubblica e dei Carabinieri di Agrigento, mi preme ribadire in qualità di difensore dell'indagato quanto segue. A oggi l'arresto non è stato convalidato e soprattutto non sono ancora stati resi noti i dettagli della vicenda che ha per oggetto l'ipotesi di reato delicate che coinvolgono la vita familiare e professionale di un soggetto che non è ancora stato messo nelle condizioni di conoscere le accuse mosse nei suoi confronti. Tutti gli atti del procedimento, continua Scozzari, in fase di indagine sono coperti dall'ex articolo 329 del Codice di procedura penale, dal segreto istruttorio, fino a quando l'imputato non ne possa avere conoscenza e comunque non oltre la chiusura delle indagini preliminari. Di tali atto è vietata ogni divulgazione, anche parziale o per riassunto. Il divieto di divulgazione è insito nel segreto istruttorio, afferma lo studio legale, quindi non possono essere divulgati atti giudiziari, men che meno riproduzioni audiovisive. Circostanze tutte ribadite anche dalla sentenza della Corte di Cassazione del 20 gennaio 2015. Nell'ambito dell'indagine di cui al noto procedimento, tali principi sono stati del tutto disattesi e gli atti di indagine in aperta violazione del segreto sono stati oggetto di indebita divulgazione. Gli atti, ancor prima di raggiungere l'indagato, erano già stati divulgati in palese violazione del segreto istruttorio. Tanto la divulgazione di notizie segrete per l'avvocato Scozzari prima della notifica agli indagati di un atto di indagine, in specie video, foto, auto delle riprese effettuate dalla polizia giudiziaria, costituiscono un illecito che come tale può e deve trovare una sanzione. Le condotte sono descritte, conclude Scozzari, saranno oggetto di autonoma valutazione da parte del procuratore della Repubblica. Ordinanza cautelare annullata. I giudici del Tribunale del Riesame di Palermo, ai quali si sono rivolti i difensori, gli avvocati Salvatore Pennica e Francesco Scopelliti, hanno riammesso in libertà Calogero Lumia, 74 anni, di Palma di Montechiaro, arrestato il 13 gennaio insieme ad altre 11 persone con l'accusa di associazione mafiosa. L'inchiesto Robianco, che ha fatto luce sul cosiddetto paracco, ovvero la cosca mafiosa alternativa a Cosa Nostra, e alla stirria che sarebbe stata messa in piedi dal cinquantenne Rosario Pace, appartenente alla storica famiglia. Le indagini hanno fatto luce anche su un vasto traffico di cocaina che sarebbe stato gestito dal clan. Delitto di Caccamo. Dai primi esiti dell'autopsia è emerso che Roberta Siragusa sarebbe stata stordita con un colpo alla testa e poi bruciata mentre era priva di sensi. Il fumo l'avrebbe soffocata. C'è il servizio. È un sorvegliato speciale, sì, perché viene monitorato 24 ore su 24 nel reparto di degenza psichiatrica del Pagliarelli. Dai colleghi di Repubblica si apprende che il 19enne accusato di aver ucciso la fidanzata Roberta Siragusa lo scorso fine gennaio a Caccamo nel Palermitano, ovvero Pietro Monreale, di lui che stiamo parlando, ha preso un rotolo di carta igienica
e con la sigaretta ha provato a dargli fuoco. Gli agenti sono subito intervenuti mentre la cella si riempiva di fumo, massima allerta dunque al Pagliarelli ed attorno al giovane, il cui cinismo è come se non trapelasse mai, un viso pulito apparentemente più giovane dell'età che ha, così perfetto ed ordinato. Adesso si cerca di capire il perché di quel suo gesto, probabilmente un gesto dimostrativo, di protesta. Comunque lui non è rimasto ferito, nella cella non c'era nulla che potesse andare a fuoco, la coperta è ignifuga. Di certo un gesto che richiama gli ultimi momenti di vita di Roberta e del suo corpo semicarbonizzato. L'assassino infatti le ha anche dato fuoco, eppure dall'autopsia sta emergendo un'altra drammatica verità. La giovane potrebbe essere stata arsa viva dopo essere caduta per terra e aver perso i sensi. Il medico legale Alessio Smondo ha riscontrato una profonda ferita sotto il mento della ragazza, forse il segno della caduta sull'asfalto o di un colpo di pietra. Un altro dettaglio emerso: Roberta non ha le mani bruciate, era dunque priva di sensi o già morta quando è stata bruciata. L'inchiesta coordinata della Procura di Termini Imerese sta cercando di chiarire ogni aspetto di questa amara vicenda, mentre l'indagato in carcere continua a protestarsi innocente e a dire che è stata la fidanzata a darsi fuoco e a lanciarsi nel dirupo sotto il belvedere. Ma questa tesi viene assolutamente smentita dall'ultima scoperta fatta dai carabinieri della RIS lunedì scorso. Sono state trovate tracce di sangue nella Fiat Punto del giovane. Monreale avrebbe dunque ucciso Roberta davanti allo stadio di Caccamo e avrebbe poi portato il corpo sulla montagna del Belvedere. La telecamera di una villetta ha registrato 2 passaggi del giovane fra le 2 e le 3 di notte per 6 e 12 minuti, poi è tornato a casa. Un altro capitolo del giallo: qualcuno dei familiari lo ha aiutato ad imbastire la messa in scena del mattino e dunque una stanza perfettamente in ordine, una scrivania quasi inutilizzata, lui caldo e comodo nella sua vestaglia e il suo recarsi con il padre e l'avvocato dei carabinieri. Alla mamma di Roberta, Monreale ha detto che aveva lasciato la figlia a casa alle 2, ai carabinieri ha poi detto che Roberta si era lanciata nel dirupo. Povera Roberta, ha il volto tumefatto, specie nella regione orbitale laterale sinistra. Aveva già rilevato al medico legale sul luogo del delitto segno di un'aggressione. L'autopsia è stata effettuata al Policlinico di Messina con le garanzie dell'incidente probatorio chiesto dalla difesa del giovane dal medico legale Alessio Smondo, nominato dal GIP di Termini Imerese Angela Lopiparo. L'esame si è protratto per circa 6 ore fino a tarda sera. Erano presenti, come già detto, anche consulenti di parte nominati dall'avvocato catanese Gaetano Giunta, difensore di Pietro Monreale, e dai legali che assistono i familiari della vittima Giuseppe Cansone e Sergio Burgio. Dall'esame autoptico sono emersi elementi che non ci consentono di stabilire con precisione ora e causa della morte, dice Manfredi Rubino, il consulente nominato dagli avvocati che assistono la famiglia di Roberta Siragusa. Le gravi ustioni a livello del tronco, del viso, degli arti superiori e di una parte degli arti inferiori hanno reso più complicato accertare la natura degli ematomi, ma dai pochi elementi emersi è molto probabile che la ragazza non sia stata strangolata. Questa ad oggi è una delle poche certezze. A Catania, lite tra vicini di casa per rumori. Una 42enne muore accoltellata. La donna che ha sferrato il fendente è stata arrestata e condotta in carcere. La polizia ha ricostruito l'accaduto dopo aver sentito il fratello della vittima. L'aggressione è avvenuta all'ultimo piano di un condominio dove la polizia è intervenuta in seguito a diverse segnalazioni di una furibonda lite in corso. Parla l'avvocato dell'omicida. Vediamo. Avvocato, una tragedia che si poteva evitare? Secondo me sì, perché in quel condominio c'era un'atmosfera allucinante da circa 4-5 anni, denunce, controdenunce che venivano sempre tutte archiviate, fatte dalla mia assistita e ricevute dalla mia assistita. Io non voglio dire chi ha torto, chi ha ragione davanti a questa tragedia immane in cui io penso solo a quella povera signora e quest'altra vita, se mi consentite, che si spezza perché a 46 anni essere imputati di omicidio è una cosa
devastante. Si poteva evitare. Io dico, tutte queste denunce che vengono cestinate, archiviate, rispetto alle quali non si fa nulla, ma un po' di sana autocritica. Non esiste solo la grande criminalità, esistono piccoli episodi per i quali bisogna recuperare il senso del controllo del territorio, del poliziotto di quartiere, del mediatore dei conflitti sociali, attività che ormai si è andata del tutto persa. Io so che la signora che ha compiuto questo gesto gravissimo era in una situazione di prostrazione totale, non ragionava più, stati di ansia continui, di panico, era in cura da uno psichiatra specialista, e dico, perché si è dovuti arrivare a questo punto? Chiederai la perizia psichiatrica? Sì, certo. L'arcivescovo di Agrigento, il cardinale Francesco Montenegro e l'arcivescovo coadiutore Monsignor Alessandro Damiano hanno annunciato la data di beatificazione del giudice Rosario Angelo Livatino. La celebrazione si svolgerà domenica 9 maggio 2021, anniversario della visita di San Giovanni Paolo II nella città dei Templi, nella Basilica Cattedrale di Agrigento. In preparazione all'evento saranno predisposte delle iniziative di carattere civile ed ecclesiale sulla figura del prossimo beato. A Porto Empedocle, in contrada San Calogero, ignoti hanno imperversato a danno dell'impresa Beton Calcestruzzo. Sono stati distrutti i vetri delle cabine di alcuni mezzi meccanici, forzata la porta blindata dell'ufficio e ribaltati a terra gli arredi. I titolari hanno sporto formale denuncia in questura per danneggiamento. Indagini sono in corso ad opera della polizia. Sicilia, la regione riscrive il Recovery Fund. Musumeci punta sul nuovo esecutivo per rilanciare i progetti esclusi nella prima bozza, dal ponte sullo Stretto all'aeroporto a Milazzo e a centrali elettriche verdi nell'isola. Vediamo. Non è un segreto che al governatore della Sicilia, Nello Musumeci, non sia piaciuta la prima versione del recovery. Per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da riscrivere nell'era di Mario Draghi, la Sicilia ha un lungo elenco di desiderata. Ieri il presidente della regione ne ha parlato apertamente, ricordando come l'isola abbia pochissime ferrovie veloci, pochissimo doppio binario e non abbia completato l'anello autostradale. Il collegamento stabile sullo Stretto di Messina è anche un'altra priorità. Sono tutte infrastrutture, ha detto il governatore, che non ricadono nella competenza della regione, ma nella pianificazione strategica del governo nazionale. La sua giunta aveva partorito un elenco di opere completamente diverso. Ne facevano parte appunto il ponte sullo Stretto, che il ministro delle infrastrutture Paola De Micheli si era riservato di valutare affidando l'incarico a una commissione di tecnici, ma anche un aeroporto intercontinentale da realizzare a Milazzo, la funivia Alcantara-Etna, una cittadella del cinema a Termini Imerese, un centro di tecnologia astrofisica spaziale del Sud da realizzare in provincia di Palermo, le centrali elettriche pulite per le isole minori, il completamento delle autostrade fino ad arrivare al centro nazionale per l'idrogeno. Aree interne Sicani, firmata la convenzione con il Libero Consorzio, un primo passo che racchiude 33 milioni. Tra i comuni interessati Santo Stefano Quisquina, guidato da Francesco Cacciatore, che è anche presidente regionale delle autonomie locali. Vediamo. Soddisfazione viene espressa dal primo cittadino di Santo Stefano Quisquina, Francesco Cacciatore, presente ieri all'incontro svoltosi presso la sala del Consiglio dell'ex provincia regionale di Agrigento, per il finanziamento arrivato nel nostro territorio di circa 14 milioni di euro che interessano le nostre strade provinciali e la loro sistemazione nei suoi 4 lotti e che vede interessati i comuni montani, tra cui per l'appunto anche Santo Stefano Quisquina. Abbiamo scommesso su questa strategia nazionale delle aree interne, è uno strumento fondamentale per far uscire i nostri comuni, i nostri territori dalle marginalità. Questa è un'invenzione dell'ex ministro Barca che abbiamo accolto allora favorevolmente, abbiamo lavorato in questi anni con grande sinergia e finalmente oggi una fettina di quella strategia nazionale interne si raccoglie con questa firma di convenzione e soprattutto con momenti importanti che sono ascrivibili non solo alle buone prassi, alle buone pratiche, ma anche a uno sviluppo integrato del nostro territorio. È un momento importante per far uscire le nostre comunità da quell'isolamento viario e strutturale che purtroppo richiediamo da tanti anni. Una valutazione sull'incarico a Draghi, ecco, lei come primo cittadino, come esponente del PD, una sua valutazione, riuscirà a portare in porto il governo?
Ma io mi auguro di sì, perché altrimenti veramente l'Italia cadrebbe in un vicolo cieco. Naturalmente non posso che esprimere un'amarezza profonda per questa crisi di governo, che assolutamente è una crisi che non ci aspettavamo, che non riusciamo a comprendere, perché non se ne vedono veramente le motivazioni di carattere politico forti e reali. Detto ciò, anche come sindaco mi auguro che l'interlocuzione possa essere riavviata al più presto e che Draghi possa formare un governo di carattere politico che magari vedrebbe il coinvolgimento della maggioranza uscente. Su questi soldi del recovery plan, possono arrivare ai nostri territori secondo lei? Perché c'è parecchio malcontento. Cito per esempio il sindaco di Messina che diceva che nonostante le risorse siano per la maggior parte al sud, insomma, invece le percentuali sarebbero minori. Cosa ne pensa lei? Ma guardi, io parlo in questo contesto come presidente regionale di ALI Autonomie Locali. Io voglio fare un discorso diverso, perché paradossalmente il mio è un discorso che si inquadra nell'ambito di questa riorganizzazione degli enti locali, perché il problema oggi, e lo dico uscendo fuori dal coro, oggi non è il problema di avere i soldi, perché i soldi i comuni stanno cercando di averli in tante sfaccettature. Il problema è come utilizzarli, il problema è mettere nelle condizioni i comuni di poter assumere il personale, il materiale umano che possa poi gestire queste risorse, che sicuramente saranno importanti. Quindi il discorso è sicuramente molto più complesso e molto più articolato. Disegno di legge all'ARS, Assemblea regionale siciliana, per la stabilizzazione di quasi 4.600 dipendenti pubblici. Il deputato regionale Giuseppe Laccoto è il primo firmatario. Vediamo. Migliaia di precari siciliani della pubblica amministrazione potrebbero essere, dopo una lunga attesa, stabilizzati. Un disegno di legge è stato presentato all'ARS, primo firmatario l'onorevole Giuseppe Laccoto di Italia Viva, finalizzato alla stabilizzazione di una platea di quasi 4.600 persone tra ex LSU e ASU. Abbiamo il dovere, ha dichiarato il parlamentare siciliano, di dare una risposta alla sacrosanta richiesta di stabilizzazione attesa da quasi 30 anni da migliaia di precari che prestano servizio nella pubblica amministrazione in Sicilia senza neppure i contributi previdenziali. Bisogna trovare una soluzione e questo disegno di legge, prosegue Laccoto, che sottoponiamo alla valutazione del governo e dell'Assemblea regionale, va nella direzione auspicata da tanti. L'iniziativa legislativa prende le mosse dalla recente sentenza della Corte Costituzionale con cui la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3,3 della legge regionale del 6 agosto 2019 promossa dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Il disegno di legge quindi punta ad avviare le procedure di stabilizzazione nei confronti sia dei soggetti partecipanti a progetti di utilità sociale che di lavoratori di aziende in crisi attualmente impegnati in progetti di pubblica utilità, tutti compresi nel bacino del precariato e individuati da specifiche leggi regionali. È un atto dovuto, commenta ancora Laccoto, nei confronti di migliaia di persone che da anni languono nel limbo del precariato, ma la finalità del disegno di legge, prosegue il deputato regionale, è anche quella di equiparare le procedure per la stabilizzazione a quelle seguite per gli altri precari che nel 2019 e nel 2020 hanno firmato il contratto di lavoro a tempo indeterminato. Credo, conclude Laccoto, che si tratti di un obiettivo di giustizia sociale che abbiamo il dovere di perseguire fino in fondo. L'ospedale Fratelli Parlapiano a Ribera diventerà centro per pazienti Covid. Il sindaco Matteo Ruvolo tiene alta l'attenzione sui contagi e fa un appello alle forze dell'ordine. Arturo Cantella. Il sindaco di Ribera, avvocato Matteo Ruvolo, informa la cittadinanza che, come da comunicazione dell'ASP di Agrigento, a oggi nelle città delle Arance si registrano 4 nuovi casi di positività e 1 guarito. Complessivamente, al netto dei guariti e dei decessi, a Ribera ci sono 44 casi di soggetti positivi al Covid-19.
Tutte persone interessate si trovano in isolamento fiduciario presso il proprio domicilio, a eccezione di uno che si trova ricoverato presso l'ospedale di Sciacca. Altri 11 concittadini si trovano in isolamento fiduciario per contatto stretto con un positivo presso la propria abitazione. Intanto novità da qualche giorno per l'ospedale di Ribera, indicato dall'assessore alla sanità Ruggero Razza come presidio ospedaliero per ricoverare i malati di coronavirus, di cui se ne parla da mesi e mesi. Sindaco, la situazione Covid a Ribera, so che lei la monitorizza costantemente con continui appelli, continue pubblicazioni di dati, ecco, se ci vuole fare un aggiornamento. Sì, ad oggi la situazione registra la presenza di 36 positivi, soggetti positivi che sono posti in isolamento coattivo presso le proprie abitazioni, sono curati dall'USCA e dal Dipartimento di Prevenzione. La situazione è sotto controllo, però io non finisco mai di ricordare la prudenza, il senso di responsabilità ai miei concittadini, perché il Covid lo sconfiggiamo se tutti dimostriamo di avere coscienza della pandemia e del fatto che il virus è ancora presente, e quindi con comportamenti virtuosi che evitano gli assembramenti, l'utilizzo della mascherina sia fuori che all'interno degli uffici. E quindi soprattutto, ripeto, bisogna appellarsi al senso di responsabilità delle persone e un appello poi alle forze dell'ordine perché continuino incessantemente a fare i controlli sul territorio. L'ospedale che mi dice? L'ospedale, proprio ieri abbiamo fatto una riunione e il gruppo dei sindaci del distretto di Sei insieme al commissario Zappia, e finalmente già da ieri 12 posti di degenza Covid sono partiti, sono disponibili, i lavori sono quasi alla fine e speriamo entro fine febbraio di fare l'inaugurazione del nuovo ospedale. Diminuiscono i nuovi casi di coronavirus accertati in Sicilia nelle ultime 24 ore. Secondo i dati del Ministero della Salute sono 789, ovvero 97 in meno di ieri. Calano anche le vittime, 34 e oggi sono 24. Il tasso di positività è pari al 3,5%, mentre ieri era al 3,6%. Parliamo ancora di Covid perché parte in Sicilia la vaccinazione dei farmacisti e dei loro collaboratori. C'è il servizio. Recependo le pressanti richieste di Federfarma e degli ordini professionali dell'isola, l'assessore regionale alla salute, Ruggero Razza, ha inserito anche farmacisti e i loro collaboratori nelle categorie prioritarie da vaccinare contro il Covid-19. Sono stati appena definiti con le ASP i relativi protocolli da inserire nel piano vaccinale e sono già aperte le prenotazioni. Le somministrazioni saranno organizzate secondo le indicazioni delle ASP competenti e dei relativi centri vaccinali in base alle disponibilità delle dosi. Ringraziamo, afferma Roberto Tobia, segretario nazionale di Federfarma e presidente di Federfarma Palermo, l'assessore Razza, il Dipartimento regionale per le attività sanitarie e l'osservatorio epidemiologico, nonché il commissario Covid per aver ricompreso i farmacisti e i loro collaboratori fra le categorie di operatori sanitari in prima linea da proteggere prioritariamente dal rischio di contagio. Ciò aiuterà la nostra categoria a garantire la continuità delle prestazioni assistenziali ai cittadini. Ci auguriamo, dice ancora Tobia, che il prossimo passo sia la decisione già assunta da altre regioni di utilizzare anche le farmacie come punti di vaccinazione per contribuire al più rapido raggiungimento dell'immunità di gregge. Intanto tra ieri e oggi, lo ricordiamo, sono state consegnate all'assessorato regionale alla salute altre forniture di vaccino da parte delle case farmaceutiche Pfizer e Moderna, rispettivamente 35.100 e 5.400, per un totale di 40.500 dosi. Pertanto si potrà ricominciare ad inoculare la prima dose ai circa 30.000 soggetti che hanno diritto in via prioritaria, cioè gli operatori sanitari, medici, infermieri e sociosanitari, oltre agli anziani delle RSA.
Nel frattempo il 30% dei soggetti vaccinati aventi diritto ha già ricevuto la seconda dose di vaccino. L'ASP di Palermo ha inviato una comunicazione che indica che dal prossimo 9 febbraio sarà nuovamente possibile prenotarsi per effettuare la vaccinazione anti-Covid-19 presso il presidio ASP di Villa delle Ginestre. Una volta ripartite le vaccinazioni, per l'appunto, prevederanno un numero di vaccini giornaliero di circa 300 dosi distribuite lungo tutta la giornata dalle 8 alle 20. Al Policlinico di Palermo si vaccineranno i farmacisti, gli informatori medico-sanitari, gli informatori medico-scientifici, gli specializzandi e gli studenti della scuola di medicina. All'ospedale Villa Sofia Cervello si vaccinerà il personale delle strutture sanitarie accreditate, compresi i collaboratori regolarmente assunti presso le strutture. All'ospedale civico si vaccineranno gli odontoiatri, i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta e i loro collaboratori regolarmente assunti. Intanto la regione siciliana sta in queste ore allineando i propri dati, come già detto nelle scorse edizioni, con quelli di Poste per mettere a punto il sistema di prenotazioni delle vaccinazioni per gli over 80, ma l'assessorato alla salute precisa che non esiste al momento una data certa per l'inizio delle prenotazioni, presumibilmente dal 20 febbraio in poi. Sollecitano risposte sui ristori attesi e chiedono di poter riprendere le loro attività. Scendono in piazza davanti alla sede di Confcommercio a Palermo per una manifestazione di protesta. I titolari di ristoranti, bar, grandi, medi e piccoli fanno sentire la loro voce. Per noi, dicono, zona rossa o arancione non cambia nulla, è un lockdown totale. Vediamo. Antonio Cottone, che ringraziamo per la sua disponibilità, chiediamo subito: rivendicate il diritto al lavoro? Assolutamente sì, diritto perso già dal 9 marzo del 2020 e che a singhiozzo ci è stato restituito ma prontamente levato. Quello che noi chiediamo fondamentalmente è una revisione delle zone arancione e gialle, ossia perché per noi tra zona rossa e zona arancione non cambia assolutamente nulla, è come se fosse un lockdown totale al netto dell'asporto e del domicilio. E quindi la possibilità all'interno della zona arancione di poter lavorare col servizio di somministrazione al tavolo fino alle 18 almeno e in gialla fino alle 22, cosa che assolutamente per ora non è consentita, è consentita solamente in zona gialla fino alle 18. È un paradosso tenuto conto che il 18 ottobre l'OMS ha certificato che i ristoranti non sono zone primarie di contagio e soprattutto lo certificano i numeri che dal 26 ottobre, giorno della nostra chiusura, all'inizio della zona rossa di 15 giorni fa, di 20 giorni fa, i numeri erano assolutamente in crescita e quindi vedere la maggior parte delle attività commerciali aperte e noi chiuse pensiamo che sia un'assoluta ingiustizia. E a questo è legato oltretutto la perdita dei posti di lavoro al quale stiamo andando incontro. Ricordo che il 31 marzo dovrebbe cessare la possibilità, dovrebbe ricominciare la possibilità di licenziare. Io credo che molti dipendenti perderanno il loro posto di lavoro in maniera ingiusta e ingiustificata. Ringraziamo Antonio Cottone, FIPE Confcommercio. Lo vedete anche insomma da queste immagini, come abbiamo già detto, tanti ristoratori appunto oggi si sono radunati qui davanti appunto la sede di Confcommercio proprio per alzare la voce e sottolineare soprattutto il momento abbastanza delicato. Sentiamo anche un'altra ristoratrice, Doriana Ribaudo, Osteria Ballarò. Chiediamo subito, insomma, voi chiedete soltanto di lavorare e soprattutto magari anche un supporto economico per questi mesi in cui avete dovuto abbassare la sala cinesca. Sì, noi chiediamo di tornare principalmente a lavorare, anche perché siamo abituati così, non siamo qui per chiedere sussidi, per chiedere assistenza, siamo qui per chiedere di poter tornare al lavoro in sicurezza per noi e per i nostri clienti. Poi chiaramente considerando che qui in Sicilia su 3 mesi, è già più di 2 mesi che siamo chiusi senza ricevere ristori, senza ricevere
ricevere supporto con affitti che comunque vanno pagati, rischiamo seriamente di erodere continuamente la nostra liquidità e di non averne poi per poter ripartire, quando ci auguriamo che la ripartenza sarà, e siamo fiduciosi, sarà a razzo, ma abbiamo la necessità di provvedimenti ponte che ci aiutino ad arrivare alla ripresa, perché in queste condizioni già tantissimi colleghi non riapriranno più, c'è il serio rischio che si faccia tabula rasa di un settore che è quello ristorativo italiano, che è stata la bandiera del nostro paese nel mondo. I giudici della seconda sezione penale della Corte d'Appello di Palermo hanno disposto il non luogo a procedere per intervenuta prescrizione nei confronti di 4 imputati coinvolti nell'inchiesta South Park, una presunta truffa sui parcheggi della Valle dei Templi. Prosciolti dunque Carmelo Vella, 61 anni di Agrigento, figura principale dell'inchiesta, Sonia Vella, 37 anni, il fratello Giuseppe, 36, Alfonso Zammuto, 70. I 4 erano stati condannati in primo grado dal Tribunale di Agrigento per singoli episodi di truffa in concorso. Inizialmente era stata contestata l'associazione a delinquere, accusa poi caduta già in primo grado. In primo grado avevano incassato l'assoluzione piena l'attuale direttore dell'ente parco Roberto Sciarratta, all'epoca dirigente del settore quarto, il funzionario dell'ente parco e RUP Maurizio Attanasio. L'indagine nasce sullo spunto della Guardia di Finanza di Agrigento, che accoglie diverse segnalazioni su presunte anomalie nella gestione dei parcheggi della Valle dei Templi. Secondo l'impianto accusatorio, la società, in sostituzione delle macchinette automatiche, avrebbe gestito i parcheggi con i sistemi delle Parcard, creando a suo favore un indebito guadagno senza un preciso e reale controllo dei bilanci. A Pianogatta, nella periferia ovest di Agrigento, in una zona agricola abitativa, da anni esiste una fabbrica di laterizi che ammorba l'aria. Lo scrive l'associazione ambientalista Maria Amico, che prosegue: ieri, a seguito delle proteste dei cittadini, meritoriamente l'ARP ha effettuato alcuni controlli della qualità dell'aria, ma il problema sta a monte. Non è possibile che ad Agrigento da qualche anno siano sparite le 13 centraline di controllo dell'aria per colpa del passaggio di competenze della provincia alla regione. Queste centraline vanno tutte ripristinate e nelle more deve essere subito utilizzata l'unica centralina mobile rimasta giacente presso l'ASP di Agrigento. I cittadini hanno il diritto, conclude Maria Amico, di sapere che aria respirano. Adesso c'è la pubblicità, tra poco vi aspetto. Scoperte nella provincia di Messina 175 persone che percepivano indebitamente il reddito di cittadinanza, sebbene non fossero in possesso dei requisiti previsti, hanno beneficiato del sussidio. Tra questi un avvocato, imprenditori e trafficanti di droga. La frode è di oltre 1 milione di euro. C'è il servizio. 175 soggetti nel messinese avrebbero beneficiato del reddito di cittadinanza pur non avendone i requisiti. E questo quanto emerge da un'indagine portata avanti dai finanzieri del Comando Provinciale di Messina in sinergia e collaborazione con l'INPS. L'importo indebitamente percepito ammonta a 1.120.533 euro, mentre ne è stata bloccata l'erogazione per altri 474.417, segnalando alle competenti autorità giudiziarie di Messina, Barcellona Pozzo di Gotto e Patti ben 109 soggetti. Le indagini hanno permesso di individuare trafficanti di stupefacenti, imprenditori, artigiani, venditori ambulanti, negozianti, giocatori online, un esercente, la professione forense e numerosi lavoratori in nero che, pur non avendone diritto, hanno illegittimamente beneficiato del sussidio. Come noto, la concessione del particolare sostegno economico quale misura di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale è subordinata al possesso di una serie di requisiti reddituali e patrimoniali, nonché di compatibilità che i nuclei familiari devono possedere cumulativamente al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio. Tra i casi più singolari emersi durante l'inchiesta, anche quello di un soggetto santagatese non più residente nel territorio dello Stato da oltre 2 anni, che ha indebitamente percepito oltre 1.700 euro di reddito di cittadinanza. Ancora, anche nella provincia di Messina, come in altre realtà, sono emersi soggetti percettori del reddito di cittadinanza che omettevano di indicare nel previsto quadro della dichiarazione dei redditi quelli derivanti da vincite online, vincite per centinaia di migliaia di euro.
Analogamente, nel corso dell'operazione di polizia denominata Festa in Maschera, che nello scorso mese di febbraio ha fatto emergere un lucroso traffico di sostanze stupefacenti sull'asse tra la Calabria e la Sicilia, degli 11 soggetti sottoposti a ordinanza di custodia cautelare, ben 9 facevano parte di nuclei familiari percettori del reddito di cittadinanza. Le Fiamme Gialle messinesi hanno avviato approfondimenti bancari e documentali per poter richiedere ai competenti giudici il sequestro delle somme risultate illegittimamente percepite. Un primo provvedimento è già stato emesso dal Tribunale di Messina, accogliendo una richiesta formulata dalla locale procura. Ha disposto il sequestro di oltre 150.000 euro percepiti da 25 soggetti. Il Tribunale di Patti, in accoglimento della richiesta avanzata dai finanzieri operanti nell'area tirrenica della provincia, diretti dalla Procura della Repubblica di Patti, ha disposto il sequestro preventivo di oltre 50.000 euro nei confronti di 4 soggetti residenti in Capodorlando, Caronia, Sant'Agata Militello e Santo Stefano di Camastra. Il sindaco Cateno De Luca beve prosecco e strappa le dimissioni in diretta, nonostante i ripetuti annunci e il clamoroso dietrofront del primo cittadino che resta alla guida di Messina, ha scongiurato il rischio di nuove elezioni, definitiva la rottura con il Consiglio Comunale. Vediamo. Non ho sentito. Mancano 2 minuti. Le strappo? E io le strappo. Ecco qua le mie dimissioni. Ecco qua. Ah, quanti consiglieri comunali ci hanno tirato un sospiro di sollievo in questo momento. Quanti. Ecco qua. Cateno De Luca strappa le dimissioni e rimane sindaco di Messina. Ancora una volta il primo cittadino è riuscito a conquistare la scena sui social, dove ha comunicato la decisione di ritirare l'atto presentato il 15 gennaio scorso. Dopo le polemiche con l'ASP sull'andamento dei contagi in città, De Luca il mese scorso aveva firmato la lettera rassegnando le dimissioni da sindaco della città dello Stretto. La decisione doveva diventare definitiva entro 20 giorni, ossia entro la data del 4 febbraio. Il sindaco messinese aveva vincolato un suo eventuale ripensamento ad alcune condizioni, tra queste la rimozione di Paolo Lapaglia da direttore generale dell'ASP di Messina e il rientro della città nei parametri di normalità nazionale della situazione pandemica. La rimozione del direttore dell'ASP di Messina non è avvenuta, ma come in tanti immaginavano, De Luca ha fatto marcia indietro e ha strappato, poco prima della mezzanotte di ieri, le dimissioni, 1 minuto prima della scadenza dei termini. E ora chiudiamo. Come? Chiudiamo con questa novità, che fa parte esattamente della chiusura di questa fase amministrativa. Io non metterò più piede in consiglio comunale. De Luca ha poi annunciato di non entrare più in consiglio comunale fino a quando la presidenza resterà in mano a Claudio Cardile. Al consiglio comunale infine un'altra sfida: quando vogliono presentare una mozione di sfiducia la presentino. In conclusione un altro colpo di scena con la collocazione alla porta del suo ufficio di un cartello recante la scritta "Vietato l'accesso agli asini volanti", annunciando che la sua porta resterà aperta solo ai consiglieri che hanno votato favorevolmente la mozione proposta da Nello Pergolizzi. È un editto, questo è l'editto. Vietato l'accesso agli asini volanti. Ecco qui. Cari miei. Allora, per ora lo metto in modo precario. Ecco qua. Guardate. Poi lo appiccico definitivamente. Signori consiglieri comunali, qua non entrate più, qua entra, per quanto mi riguarda in questo momento, Nello Pergolizzi, Francesco Cipolla, Serena Giannetto, Salvatore Serra, Alessandro De Leo. Questi sono i consiglieri comunali che hanno avuto il coraggio di prendere posizione
con un sindaco dimissionario che nessuno aveva messo in conto cosa faceva. In Sicilia un nuovo comune, Misilcemi, si stacca da Trapani e nascono le prime polemiche. Vediamo. Io mi sono espresso già in commissione contro questo provvedimento, e non perché voglio negare il diritto partecipativo dei cittadini che hanno legittimamente avanzato un quesito sottoposto a consultazione. Noi fino ad oggi, pur tra mille controversie, abbiamo, evitato che la Sicilia fosse un luogo di proliferazione delle piccole patrie. Noi abbiamo idea che apriamo una strada che inevitabilmente porterà questa terra a diventare, una terra di piccole richieste, perché ognuno pensa di potersi illudersi di poter fare il comune da solo. Noi riteniamo che un comune di piccole dimensioni nel 2021, nel contesto che stiamo vivendo, non avrà le capacità di risolvere i problemi annosi. Non è una sconfitta del Comitato del No, è una sconfitta per Trapani, e secondo me sarà anche una sconfitta per i cosiddetti misilesi. Sono stati di una tenacia, di una ostinazione tale per cui bisogna soltanto fare onore a questa loro dimensione politica. Se a quel referendum il trapanese del capoluogo non se ne fosse andato al mare... Questa cosa io la smonto perché è nella prassi che si è voluto raccontare. In realtà questa formula di referendum è una formula costituzionalmente sicuramente molto curiosa, e lo dico a ragion veduta, tant'è che ora all'ARS c'è una disposizione di legge approvata in commissione che sarà in votazione nei prossimi giorni per eliminare il doppio quorum. I trapanesi non hanno sbagliato nel non andare a votare, non è che li possiamo tacciare di menefreghismo a prescindere, perché con la logica del doppio quorum tu devi portare 25.000 trapanesi al voto, invece gli abitanti delle frazioni hanno dovuto portare soltanto 3.000-3.500 per ottenere il 50% di partecipazione e quindi validare. Può darsi che è la volta buona questa per ridisegnare una volta per tutte i confini fra Trapani ed Erice. Assolutamente sì, ma io l'ho sempre detto, il Comitato del No Misilcemi conteneva e contiene tuttora i germi di quella che deve essere il rilancio di questa battaglia anche altrettanto annosa. Bisogna avere una visione d'insieme, e noi ci limitiamo a Trapani e Erice perché bisogna fare i piccoli passi, ma noi dovremmo guardare alla fusione con tutti i comuni vicinori del trapanese e soprattutto a rendere l'intero territorio della provincia di Trapani una sorta di area metropolitana, perché se pensiamo che la sola Trapani, la sola Marsala, la sola Mazzara o la sola Alcamo possono competere con l'agglomerato urbano palermitano, catanese, messinese o in un contesto financo nazionale e internazionale, allora non abbiamo capito niente del nuovo millennio. Questo è il grande limite che la politica finora ha dimostrato, almeno in una sua parte. C'è stato il progetto Dalì, ma ce ne saranno altri, già ci sono tanti concorrenti che cercano di accaparrarsi questo spazio politico. Alle ultime amministrative, dato che c'era Misilcemi, non prendevano posizione perché avevano paura di perdere il consenso per l'immediata competizione. Nell'ottica di Erice non vogliono perdere i loro presidi, le loro partecipate, le loro quote, la loro capacità di gestire e di poter accaparrarsi quote di potere. Allora, se la nostra classe politica guarda al contingente e non al futuro, allora non ci sarà speranza. Meno male che questa classe politica di Rispoli, di Raspa è in via di estinzione, e noi, se saremo bravi come nuova classe dirigente, ci prenderemo la responsabilità di fare scelte lungimiranti, anche perché se non ci sono scelte lungimiranti in termini urbanistici, in termini politici, il nostro territorio, che già è abbandonato a se stesso, lo sarà ancora di più. Con questo è tutto, termina qui l'edizione del telegiornale. Grazie per la gentile attenzione e per essere stati con noi. A presto.